Tutto pronto all'Hotel Acrabello del villaggio Mosè qui ad Agrigento per ospitare l'Acregas durante la fase del ritiro precampionato che inizia proprio questo lunedì pomeriggio. Infatti lo storico hotel sarà la nuova casa dell'Acregas e darà assistenza e supporto a giocatori, staff tecnico e dirigenti per il prossimo eminente campionato di Serie D. Ma quella appena trascorsa è stata una settimana ricca di nuovi arrivi per i colori dell'Acregas. Noi dobbiamo riepilogare gli ultimi tre arrivi che si sono succeduti appunto in questi giorni. Il primo riguarda l'ex pupillo dell'allora tecnico del Palermo Roberto De Zerbi, vale a dire l'esterno d'attacco classe 98 Simone Lofaso, poi il difensore Michele Di Rienzo classe 2005 e poi l'esperto centrocampista Nicolò Palazzolo classe 94 che è cresciuto nei settori giovanili di Juventus e Cuneo. Dunque, questo lunedì 29 luglio parte il ritiro precampionato in sede e che si completerà il 13 agosto. L'appuntamento è per questo pomeriggio, ma sarà anche un 15-20 giorni ricco di amichevoli e di allenamenti congiunti. Si inizierà con il Gemini, con pagine di promozione, proprio il prossimo sabato 3 agosto. Tutte le gare che si disputeranno, ricordiamo rigorosamente al Seneto, si giocheranno a partire dalle ore 17. Ricordiamo inoltre che la giornata d'apertura del campionato, vale a dire la prima giornata, è fissata per il prossimo 8 settembre. La Coppa Italia, invece di categoria, prenderà il via il 25 agosto, ma le migliori squadre classificate nello scorso torneo saranno esentate dal turno preliminare e disputeranno la prima gara ufficiale della stagione nel weekend del 1 settembre. Chiaramente questo non è il caso dell'Acregas. Per quanto riguarda invece le categorie minori, scaderà venerdì 2 agosto il termine perentorio per regolarizzare le iscrizioni ai prossimi campionati targati 2024-25 sia di eccellenza che di promozione. Infine, martedì 27 agosto, sempre del 24, scadono i termini per l'iscrizione ai campionati di prima, seconda categoria e serie C2 di calcio a 5.